Buonasera, ben ritrovati. Abbiamo un ritorno in studio che è credibile, se me lo possono togliere perché siamo finiti sulla Luna. No, non è possibile. Fantastico, perfetto. Siamo tornati alla normalità, abbiamo così fatto un ingresso un po' spaziale. Ben ritrovati per questa nuova puntata di Promesse e Fatti, dopo aver toccato temi di politica alta. Se vogliamo chiamarla così, la settimana scorsa la riforma elettorale, magari la prossima settimana parleremo di giustizia, che comunque appartengono a quelle cose che tutti dicono che bisogna fare e non si fanno mai. Io ho scelto, anche se questa sera non uso Facebook, uno degli argomenti che mi avete di più commentato in queste settimane, poi per iniziativa di un telespettatore che ha cominciato a proporlo e a fare domande agli ospiti ogni mattina, ed è una delle cose che ho visto che avete commentato di più. Quindi ho scelto quest'oggi, questa sera, di toccare il tema, un tema che la politica non affronta mai. Ci sono pacchi di legge per regolare la prostituzione in Italia, ma non si riesce a fare assolutamente nulla e si rimane in quello stallo che noi vediamo tendenzialmente sulle strade, perché poi invece di quella che è prostituzione, tra virgolette, di lusso, quelle che hanno il nome di una macchina della Ford, l'Escort, non se ne parla mai, ma quello non preoccupano nessuno, mentre rimane il problema sulle strade. Problema sulle strade che ha affrontato persino, ma i cartelli poi è riuscito a fare Azzolini? No, io non ho ben capito se il sindaco di Mogliano c'era riuscito a fare i cartelli? Li piantai per un piccolo periodo, poi mi furono rimossi perché non appartenevano in realtà a quello che era il codice della strada. Vietato prostitute e si va a colpi di ordinanza, come ha fatto Mogliano Veneto, accusate di averle in realtà spostate poco più in là. Allora, sul fronte così di chi cerca soluzioni, il sindaco di Mogliano Veneto, poi non so, equivalenti li messi insieme, seduti vicini, due rappresentanti di due forze politiche, credo molto distanti in realtà, Gianpietro Marchese per il... Deve avere la certezza, molto distanti. Lo vuole precisare lei? No, insomma, uno potrebbe dire guardandoli separati alla nascita, perché insomma la morfologia invece è simile, osservandoli, ma se vi guardate non siete... Teoricamente devono essere molto distanti, ma credo che in realtà su questo tema possibilisti entrambi su una soluzione che forse vi vede d'accordo. Dicevo, Gianpietro Marchese per il Partito Democratico, buonasera Marchese. Buonasera. Bentornato, e Stefano Salmè invece per Fiamma Tricolore. Si sarebbe mai aspettato di poter andare d'accordo con un ex comunista? Ma non sapevo la posizione, non ne avevamo ancora parlato. Ma se ne stupisce? Ma direi di no. Non se ne stupisce. Invece, opinionista questa sera Luciano Lincetto, che si stupisce Lincetto che l'ho fatta sedere a fianco di uno dei, posso dirle, uno dei più integralisti fra i comunisti? No, non è una questione di integralismo, sia o comunisti o altro. Non lo so, vabbè, allora, poi lei mi spiegherà perché c'è rifondazione comunista, io dico, perché secondo me siete su posizioni analoghe, la stupisce Lincetto? La preoccupa? No, non mi stupisce, alla mia età non mi stupisce più niente. La preoccupa? Neanche per sogno, perché io parto da un presupposto, che ognuno poi ha le sue idee, ma che ogni uomo è mio fratello, per cui va bene, allora, comunque, opinionista Luciano Lincetto, matrice cattolica. Non è un reato? No, io le chiedo conferma, matrice cattolica. Certo. Perché, mi dica Michel, se ricordo bene, c'è la scuola cattolica nel suo passato. Certamente c'è la scuola cattolica, c'è stata per molti anni. Lei ci ha insegnato? Ci ho insegnato, ben volentieri, non ho lasciato il mio lavoro perché non mi piaceva, tant'è vero che insegnavo anche a luglio-agosto, quando solitamente tutte le insegnanti sono in ferie, amavo il mio lavoro. Le Orsoline? Canossiane, scuole paritarie e comunque cattoliche. Ho voluto dare una svolta, diciamo, al mio lavoro, non alla mia vita, perché sono la stessa persona di prima, tranquillissima, la mia vita privata, non fumo, non bevo, quindi ho cercato di cambiare lavoro. Non c'entro nulla con la prostituzione, che è l'argomento della sera. Mi ritengo un artista che ha fatto film particolari, ovviamente, faccio spettacoli, però sicuramente posso dire la mia sull'argomento, perché posso portare l'esperienza di tante altre colleghe. Comunque parliamo di sesso, voglio dire. Rientra nella mia fase attuale di vita. Lei invece non fa fatica a parlarne, posso dire questo? Sicuramente la timidezza la mettiamo da parte, visto la scelta che ho fatto. Opinionisti all'opposto, appunto, Michelle Liò che fa l'attrice hard e Luciano Lincetto
che lo vedo già. No, Si sta accartocciando? Sì, non ho problema. Non ha problema, è sua sorella. Non siamo abbastanza vicini, dai. Cosa? Non siamo seduti abbastanza vicini. No, infatti vi ho tenuto lontani per evitare. Perché se ne ride Salmè? No, vi dica, No, perché credeva che si prendesse fuoco per caso, no? No, penso che siate abbastanza distanti, credo. Come diceva giustamente, bisogna essere di ampie vedute e comunque conoscere le persone, perché è normale avere una prima impressione, ce l'ho io, ce l'ha chiunque, delle persone. Bisogna sempre conoscere prima di giudicare. Da bravo cristiano credo sia d'accordo con me. Ma qui non parliamo di persone, ma parliamo appunto del problema della prostituzione che è in discussione. Intanto gli sms, se volete partecipare per dirci come la pensate, 348 77 45 096. Magari mettete anche la località da cui li inviate, non troppo lunghi, il computer li spezza in due ed Enrico in redazione impazzisce per i componi, quindi fatemelo arrivare a fine sera saludamente, quindi brevi, magari anche con l'indicazione del paese, del comune da cui li mandate, magari raccontando dalle vostre parti la situazione com'è, per strada sì, per strada no, oppure nelle case chiuse. Tra l'altro devo dire che la verità è che ho fatto fatica, facendo questa domanda, a trovare quelli contrari. Ho fatto fatica, ma mi domando perché, se è così faticoso trovare quelli contrari, in Parlamento non riescono per mettersi d'accordo e fare una legge. Lei, per esempio, non è contrario per principio, Marchese, dico bene? No, io non sono contrario per principio, perché piuttosto che le cose si svolgano per strada, senza sicurezza per i clienti e per chi lo fa, oltre che per ragioni igienico-sanitarie, io dico perché no. Quanti italiani abbiamo che se ne vanno nei fine settimana o anche durante la settimana in Austria, in Germania, paesi, cioè nazioni vicine, per avere dei rapporti protetti e sicuri e non a rischio. È così, e allora uno prende atto della realtà. Poi noi abbiamo sempre, perché in Parlamento non si discute e non si fa? Perché noi siamo una nazione cattolica che al proprio interno ha il Vaticano, e perché qui rispetto alla laicità è tutto più difficile per questa perché queste sono le cose classiche. In Italia non si riesce a normare questa cosa, come invece è appunto nei paesi germanici, nei paesi scandinavi, perché c'è la Chiesa, perché questo... il Papa impedisce. Credo, ma non è, ma non c'entra. Io credo che questa sia una barzelletta metropolitana citare questo, perché fino alla legge Merlin eravamo comunque una nazione cattolica, è chiaro, con il concordato, lo stesso che c'erano le case chiuse. Per cui ma la Chiesa ispirare la Merlin. Non è la Chiesa, no, è una compagna socialista, attenzione alla Merlin. Esatto, non a ispirare. No. Fu la liberazione delle donne a ispirare la Merlin, non l'appartenenza alla Chiesa cattolica. Accidenti, attenzione. Esatto. Chi ha avuto questa diciamo, iniziativa della legge Merlin era una socialista. Una compagna socialista. Compagna non lo so, comunque socialista. Noi abbiamo questo vizio di non chiamarci sorelle e fratelli, ma compagni e compagne. Sì. Beh, tenga conto che anche lì compagno è poi è stato copiato, perché pensi che hanno rovinato la parola camerata. Esatto, primi compagni, sa chi ha inventato la parola compagni? L'ha inventata Sant'Agostino fondando i monaci, li ha chiamati compagni. Ho detto perché è stata rovinata la parola camerata. Va bene, ma detto questo, però io credo che sia una cosa di questo genere. Se noi pensiamo, io credo che dati i tempi di oggi sia semplicistico dire sono per le case chiuse o per le case aperte, perché il problema è molto diverso. Strada, no, case aperte, o in casa o per strada. O casa o per strada, oppure regolamentate da una legge. Perché questo secondo me, la regolamentazione, il problema, le perplessità secondo me di taluni, di un po' di persone, sarà come regolarla, quindi contro lo sfruttamento, chi le gestisce queste case? Oggi abbiamo un problema che è diverso di 50 anni fa.
problema, per esempio, nessuno prevede quello che è capitato con l'immigrazione su questo campo, di ordine pubblico, di altre, oltre del discorso morale. Io non voglio fare un discorso moralistico che non diciamo così, ognuno ha le sue convinzioni, può credere a determinati valori, quei valori, se li crede, li deve anche viverli. Io la penso così. Ma detto questo, se noi partiamo dal presupposto che nel rispetto della persona... Lei ha valori cattolici, Azzolini? Cristiani cattolici, cioè, certo, sì. Questa cosa c'entra. Perché? No. Certo che sì. No, ma io non sono per uno Stato etico, stiamo bene attenti, qua c'è un problema... Alcuni sì. Alcuni sì. Poi libero, ognuno libero. Lui dice... Uno è libero... Un cattolico può andare in un bordello? Ma guardi, un cattolico, guardi che noi partiamo da un presupposto di questo genere, un cattolico ha delle regole, no? Ma queste regole ci sono. È stato chiesto a Gesù quanto può peccare uno? Può peccare 70 volte 7, quanto può essere perdonato? 70 volte 7. Scusa, se ci sono... Però un cattolico va in un bordello è un peccatore. Un cattolico va in un bordello è un peccatore. Certo che fa un peccato, dipende dalla morale cattolica. Uno Stato non è reato, sono due cose. Sono cose completamente diverse. Reato e peccato. Uno Stato che norma i bordelli fa peccato? Chi? Uno Stato, un governo, dei governanti che normassero i bordelli. Perché magari con questo nome bisogna fare un po' di chiarezza su quel discorso del Vaticano, perché come ha detto lei, effettivamente se noi andiamo a chiedere alle persone, 97 persone su 100 dicono che in Italia non si può tornare indietro perché il Vaticano non lo vuole, quindi no? E questa è una balla clamorosa. Lo vuole innanzitutto fino al 58 il Vaticano sicuramente aveva più potere in Italia che non adesso, perché la secolarizzazione della società fa in modo che oggi il Vaticano abbia molto meno potere di quella volta. In secondo luogo, io mi sono un po' informato, ma la gente lo sa che prima dello Stato italiano, 1861, c'erano i bordelli nello Stato della Chiesa. Nello Stato della Chiesa, nello Stato pontificio. Per cui di cosa stiamo parlando? È una balla, è una leggenda metropolitana che si trascina di volta in volta ogni discussione che non regge in piedi. Per cui sgombriamo il campo da questo discorso. La verità è quella che diceva il compagno. La verità è quella che la Merlin era una compagna socialista, veniva da quella cultura, tra virgolette, della cosiddetta liberazione delle donne, che ci ha fatto fare un errore clamoroso, perché adesso ci troviamo tutti i problemi che quella legge non ha risolto, ma ha complicato. Allora, bisogna chiarire anche alcune cose. La legge Merlin non ha reso la prostituzione illegale. Dobbiamo partire da questo. In Italia, nel nostro Stato, la prostituzione non è un reato. Bisogna spiegarlo anche ad alcuni sindaci, perché dobbiamo partire da questo. Allora, la Merlin attenzione, allora qua si è detto la prostituzione avviene per le strade. No, cari signori, la prostituzione in Italia in questi anni, in questi giorni, avviene nelle case. Forse vi sfugge che nei quotidiani locali le vediamo anche nelle strade, insomma. No, aspetta, sai chi c'è nelle strade? Chi fa la scelta di non stare in casa, ma chi non può permettersi la casa, perché se puoi permetterti la casa eserciti tranquillamente la prostituzione, tant'è vero che puoi sceglierti nazionalità, età, sesso in qualsiasi giornale locale, nazionale, perché è un'attività lecita. 26 anni brasiliana, Massaggio. Quegli annunci in base alla legge, reato è sfruttamento. Quello è altro, sarebbe reato. Quello perché può essere induzione o sfruttamento da prostituzione. Però allora bisogna ripartire dalla realtà. Nelle strade ci sono le disperate, gli immigrati, e allora qual è l'intervento dello Stato? Vogliono ripulire le strade, perché il linguaggio che usano è quello della pulizia delle strade. Lo Stato quando interviene, prima degli immigrati, c'è chi le fa anche per scelta. Prima delle immigrati esisteva la prostituzione fatta di denaro per strada? Più corretto. Esisteva la prostituzione fatta per strada?
Dipende di quale periodo storico parli. No, prima era quando sono arrivate le immigrate e io dico fermi, prima c'erano le italiane per strada che facevano prostituzione, perché? C'erano quelle che non potevano permettersi o che erano fuori dal circuito. Adesso le italiane se lo possono permettere stando in casa, hai le disperate e chi per una tradizione libertaria sceglie di stare in strada perché sente la casa come una costruzione.